Sponsored by Centro Commerciale Le Piazze. Dal 1993, il primo centro commerciale di Lecco. Centrolepiazze.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti. L'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Made in Move. Fisioterapia e preparazione sport specifica. madeinmove.it. Officine Santa Fede, Flanges Made in Italy. officinesantafede.com. Attacca al lato corto dell'area di rigore il cross, Belladonna si fa sfuggire il pallone e poi mi è sembrato il pallone in area. Danna ha un controllo quasi impossibile a seguire, bravo. Adesso il servizio in area verso Valenti che è costretto per uscire dall'area di rigore, cerca il fondo, la palla dentro, fuori c'è mamma mia che rischio. Palla battuta sul secondo palo, Belladonna va a vuoto e c'è la rete di Brusacà. Pessima scelta di tempo di Belladonna che non vede il pallone neanche col binocolo, e Brusacà del Ligorna e ribatte il primo cross di Moleri, di Silvestro, che però è caparbio, insiste, va al secondo cross in area, Danna sul fondo. È staccato bene Danna ma non ha impattato in maniera decisa. Sfera che è finita out dalla parte opposta. Ancora e poi la conclusione facile per Belladonna. C'era il giocatore almeno un metro oltre la linea, non si è alzata la bandierina. Adesso l'ecco che brutto, questa è da rosso, questa è da rosso di Miello. No, incredibile, un rosso netto ai danni di Segato. Miello solamente ammonito. Un intervento a gamba tesa, piede a martello direttamente sulla caviglia a palla lontana. Un rosso netto per Miello, non sanzionato. Non fa ribattere. Intanto adesso Silvestro, battuta veloce verso Lisai, che però non ha compagni liberi. Lisai, la palla dentro e c'è la palla fuori di un soffio di Moleri di testa. Due uomini del Ligorna pronti ad andare al cross. Ci pensa Menegazzo, palla dentro. C'è il secondo errore di Belladonna che non esce la doppietta della seconda rete del Ligorna. Spera, attacca Danna quasi sbeffeggiandolo, poi va il cross, secondo palo e Valenti sbaglia un rigore a mezzo. Segato, palla sul secondo palo, c'è Malgrati completamente libero, la palla dentro e il miracolo di Luppi. Merli Sala quasi a botta sicura, palla sotto la traversa, Luppi a due mani la alza. Portiere del Ligorna, parte Segato, alto sopra la traversa. Palluta corta, Danna al centro e la palla che esce di un non nulla sulla sinistra della porta difesa da Luppi, immobile. C'è la rimessa laterale adesso per i blucelesti in posizione offensiva, esce Dragoni per metterla giù. Moleri prova a sfondare, ci riesce dalla destra, la palla dentro e c'è la rete di Capogna, e c'è la rete di Capogna, e c'è la rete di Capogna, e adesso bisogna pressare mentre Luppi non concede il pallone ai blucelesti. Capogna in anticipo sul primo palo, la zampata del campione e c'era, ma dai, la munizione a Napoli. Rimessa laterale bluceleste dalla sinistra, palla dentro, la spizzata, Danna, la palla fuori, Napoli la svirgola completamente ma non è fuori il pallone, recuperato da Moleri sulla destra. Moleri sterza, il cross, la palla dentro e c'è la rete dell'Ecco! La rete dell'Ecco! Segato! 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 2-2! La rete dell'Ecco per il 2-2! La rete dell'Ecco per il 2-2 di Nicola Segato! Perché il tempo sta per scadere. Fischietto in bocca per Ciato che fischia il
il calcio di punizione va dentro, Capogna, la palla rimane lì, Segato dovrebbe pensare alla conclusione invece di mettere palla dentro, palla ancora che rimane lì, Malgrati, il capitano, le palle sfuggono, riesce comunque a evitare la rete il portiere Luppi e c'è il fischio finale del signor Ciato. Sponsored by Centro Commerciale Le Piazze. Dal 1993, il primo centro commerciale di Lecco. Centrolepiazze.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti. L'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Made in Move. Fisioterapia e preparazione sport specifica. madeinmove.it. Officine Santa Fede, Flanges Made in Italy. officinesantafede.com.